Scatman's World. Vediamo la classifica dopo il primo Gran Premio, così faccio anche capire bene la modalità di questo mondiale con la telecronaca comendiana. Allora, al primo posto, incredibile, Felipe Massa su Williams con 25 punti, poi Alfonsino Ferrari 18, Daniel Ricciardo Red Bull 15, Kumendone Veneziano 12 insieme a Nicolino Rosbiff. Perché? Perché io ho scelto Rosbiff, quindi sono sia 12 punti di Rosbiff, però anche i 12 del Kumenda. Nella prossima gara mi arrivato con Massa e quindi dovrò contare i punti di Pippo Massa. Poi nominabile 10, Bottas 8, Hülkenberg 6, Raikkonen 4, Vergne 2 e Sergione Perez 1. Classifica costruttori, la Williams Martini Racing 33, Ferrari 22, Red Bull 15, la Kumenda Veneziano Team Racing 12, la Mercedes 12, la Toro Rosso 12 e la Force India 7. Quindi ragazzi, mondiale apertissimo. Diciamo che le grandi delusioni della prima gara sono Gijone Hamilton e Seba Vettel, però il mondiale è ancora lungo, pieno di colpi di scena. Raga, un saluto da Kumendon e anche un fiat veneziano. Ciao! Bella raga, ciao a tutti dal Kumendone veneziano. Allora ragazzi, abbiamo visto prima che mi sono dimenticato di mettere nel primo video a Melbourne, la classifica del campionato mondiale piloti e costruttori. Quindi avete visto insomma il Kumenda Racing Team, il Kumenda veneziano che ha preso i primi punti con Rosbiff. Adesso siamo in Malesia, visto che i video sono piaciuti, quindi proviamo. Se questa stagione va bene posso fare anche altre stagioni, visto che ne sto scaricando tantissime. Allora ragazzi, non sono arrivati tantissimi commenti, però alla fine Raikkonen è quello che ne ha presi di più, ma purtroppo, come possiamo vedere, la pole intanto incredibile di Magnussen sotto la pioggia, secondo Ricciardo, Alonso, Hamilton, Button, Bottas, Massa che ha vinto la prima gara, Vettel, Raikkonen addirittura al 9° posto, poi Rosbiff malissimo 10°, Kobayashi incredibile 11°, Vergne, Chilton, Bianchi, Kvyat, Ericsson, Hülkenberg, Perez, Sutil, Gutierrez e le due Lotus ancora ultime ragazzi, crisi nera per le Lotus. Buono raga, quindi siamo con Raikkonen, partiamo dalla nona posizione, sarà molto molto dura, 36 giri, 65% proprio per non avere problemi con il carico di carburante. Raga, andiamo, Gran Premio ragazzi, andiamo, oh, eccole qua, queste sono le gomme da bagnato, allora, quindi, ok, andiamo su, stiamo su Raikkonen. Ok, vai ragazzi, Gran Premio della Malesia, vai ragazzi, seconda tappa del mondiale. Allora, ti prego, deve partire bene Raikkonen, te prego Raik. Mamma mia come piove in Malesia ragazzi, pioggia devastante. Prima curva, dai Kimi, recupera qualche posizione, ti prego. Stiamo sul primo ragazzi, primo Alonso, attenzione, dato nessun contatto per il momento. Fantastic, perfect start to the year, well done. Raikkonen è sempre al 9° posto, tutte le macchine vanno via tranquille. Ragazzi, è iniziata la gara della Malesia. Stiamo su Raikkonen in questo primo giro, attenzione qua, c'è un po' di casino. Ok, così per non far confusione il primo giro teniamo su Raikkonen, visto che avete detto che andare avanti troppo può dare problemi, attenzione, no, Kimi te prego. Purtroppo abbiamo scelto un pilota che sicuramente non è partito bene in questo mondiale. Allora, vediamo un attimo. Qua chiaramente devono... Guarda, Alonso ragazzi, la Ferrari. Ragazzi, camera car su Fernando Alonso. Alonso, guarda, che diluvio ragazzi, che diluvio in Malesia. Allora le gomme gialle e arancioni hanno quelle da asciutto. Alonso, Magnussen, Button, mamma mia le McLaren stanno andando veramente bene. Poi c'è il buon Ricciardo, Gijone, Hamilton, ritiro a Melbourne in Australia, Bottas, Massa vincitore a Melbourne un po' indietro, Vettel, Raikkonen. Stiamo su Kimi, dai Kimi, portaci qualche punto, siamo al 9° posto, quindi abbiamo solo 2 punti in questo momento, non bene. Mamma che diluvio ragazzi, mamma che diluvio. Diluvio mostruoso in Malesia, attenzione Kimi, vai Kimi. Niente, Raikkonen non ce la fa. Ricordo che il nostro pilota ragazzi, Raikkonen per questa gara è il nostro pilota Kimi. Giro record di Alonso 1.58 e 581. Vai cazzo Raikkonen ti prego, vai Raikkonen ti prego.
Vai su Vettel, vai su Vettel, vai su Vettel! E supera Sebastiano! Bravo Kimi! Bravo Kimi! Bravo Kimi! Ecco le classifiche, ragazzi. Mamma mia. Bravissimo Raikkonen. Vediamo se qualche duello interessante. Alonso prova veramente la fuga, ragazzi. Alfonsino c'è. Alfonsino c'è. Comunque la gara, i piloti saranno in questa gara i secondi piloti, nella prossima 3 dei primi piloti tipo Alonso, Hamilton o Vettel, e dopo sempre primi piloti, secondi piloti, così da essere equilibrati. Magnussen in secondo, Button, Ricciardo, Bottas, Hamilton. Attenzione, massa su Hamilton! Massa su Hamilton! Attenzione di là Raikkonen, porca puttana. No, attenzione Raikkonen su Kvyat. Bravo Kimi. Sta recuperando bene Kimi. Vai Kimi, facci sognare. Se questo esperimento va bene, ragazzi, dopo faccio la stessa cosa sulla Mod 94, Dai, Kimi, portaci a casa il risultato. Stanno rallentando là. Ma sta veramente diluviando, è proprio un diluvio diluvioso. Classico diluvio diluvioso come indiano. Già indietro, fate attenzione qua. Attenzione Rosberg. Rosberg su Vettel. Giro record di Alonso 1.53, 855. Attenzione Rosberg, mamma mia, qua c'è un bel trenino, con la pioggia, ragazzi, è così, Vai Rosberg, vediamo qua il duello Rosberg-Sebastiano. Vettel proverà sicuramente a chiudere la porta e la chiude. E la chiude molto bene. La chiude molto bene Vettel. Però ragazzi, qua è veramente un duello bellissimo adesso. Attenzione qua! Mamma mia, si è rischiato il contatto, ragazzi, si è rischiato il contatto. Attenzione Rosberg adesso! Rosberg tenta l'esterno! C'è Bottas che supera Ricciardo, ma stiamo un attimo qua. Grandissimo Rosberg verso il passo di Rosberg e tiene duro. Vediamo le posizioni più indietro. Ok, qua c'è il duello tra Bottas e Ricciardo. Bottas ha superato Ricciardo, ma andiamo sul duello tra Vettel e Rosberg. Massa, Gigi, Kite, attenzione Kvyat. Non ce la fa Kvyat. E qua c'è Raikkonen, il nostro Kimi. Dai Kimi, porca di quella porca. Vai cazzo, però approfittiamone là del duello tra la Mercedes e la Toro Rosso. Dai, porca puttana Raikkonen, cioè, non possiamo perdere terreno. Noi siamo sempre al nono posto, quindi vuol dire che forse ho vaneggiato io, ero contro Kvyat e non contro Vettel. Vabbè, insomma, non lo so. Ancora qua l'inominabile Kvyat, comunque l'inominabile, ragazzi. Vai Kvyat, vai fuori te, sia te. Attenzione Kvyat con Gigi. Non ce la fa ancora, non ce la fa ancora. Altri duelli non ce ne sono. Ora stiamo qua, ragazzi, il duello sicuramente più interessante, anche se Kvyat è un po' lontano. Attenzione, sbaglio! Testa coda di Gigi, pazzesco il testa coda di Gigi. Attenzione, va dritta con l'altra macchina, forse. Mamma mia, Gigi si ritrova ultimo, pazzesca all'inizio di stagione di Gigi, incredibile, ritiro la prima gara e incidente nella seconda, pazzesco testa coda, pazzesco, povero Gigi. Tanto che andiamo sul leader, ragazzi, sentiamo il motore Ferrari di Fernando Alonso. Ragazzi, la Ferrari è partita veramente bene in questo mondiale, secondo posto per Alonso a Melbourne e adesso, ragazzi, è primo, veramente incredible. Magnussen, Button, Bottas, Ricciardo
Pippo Massa, Kvyat, Raikkonen che adesso è ottavo e si gode. E c'è Rosberg al nono posto, ragazzi. Attenzione Rosbiff. Bello vicino, purtroppo le Mercedes se ne hanno anche di più. Però Hamilton, ragazzi, è veramente un momento difficilissimo per Gigi, è veramente un momento delicato. Attenzione qua Hamilton sul nostro Raikkonen. Occhio Kimi, te prego. Giro record di Alonso 1.53, 433. E ancora Rosberg è vicinissimo al nostro Kimi. È vicinissimo purtroppo. Rosbiff prova il sorpasso. Attenzione Rosbiff, porca trota. Attenzione Rosbiff. Eccolo qua, e Rosbiff riesce a superare il nostro Kimi che torna al nono posto, non c'è niente da fare. Crisi nera per la Ferrari di Raikkonen ed è il nostro pilota. Porca trota. Attenzione qua, duello che... guarda che trenino qua! Guarda che trenino, Fioi, trenino scandalosamente scandaloso. Hülkenberg 12°. Sento che fa anche Vettel, veramente... Ma fa la tappo, pazzesco, pazzesco. Attenzione qua, attenzione testa coda, testa coda, testa coda. Mamma mia, incidenti, incidenti. Mamma mia che è successo anche qua, che casino ragazzi, è una Force India. E una Toro Rossa non ha rischiato il contatto, mamma mia. Qua vediamo non c'è nessun ritiro, qua Hamilton sta tentando di superare il buon Ericsson. Eccolo qua che lo supera, bravo Gigi, però Gigi deve recuperare, sarà dura. Sarà molto dura, ma che contatti, meno male sono stati incidenti pesanti. Però veramente ha rischiato tanto sia la Toro Rosso che la Force India con quel testacoda di Hülkenberg. Però il contatto è stato leggero, non ci sono stati danni. Qua c'è Vettel a rischio con Chilton, ragazzi, veramente sono senza parole. Chiaramente è una mod anche sempre in fase iniziale, quindi è chiaro che magari le prestazioni non sono proprio quelle realissime, perché ci vuole un po' prima di creare la mod perfetta, chiaramente. Guarda che casino, ragazzi, guardate il casino che c'è qua. Chilton, pazzesco Max Chilton, sotto la pioggia. Chilton tenta di... Attenzione, attenzione, testa coda, testa coda. Testa coda, bisogna... ecco, no, attenzione, proprio è andata ragazzi, è andata. Ericsson fuori, problemi all'olio, primo ritirato ragazzi, Ericsson. Vediamolo andare via, i commissari lo portano via. Eccolo qua, e la gru se lo porta fuori dai maroni. Ericsson, primo ritiro. E c'è un altro testa coda forse. Però ce lo siamo persi, porca mignotta. Vabbè, stiamo sui primi. Bottas al quarto posto. Ricciardo quinto, Massa sesto. Raikkonen sempre nono purtroppo, porca di quella porca. Ah, Dio mio. Primo ritiro comunque per Ericsson. Ok. Raikkonen fa fatica, porca. Proprio... potevamo scegliere un pilota un po' diverso, invece ci è capitato proprio Kimi. Va bene così, avete scelto voi ragazzi, va bene. Va bene. Ok. Allora, vediamo se qualche duello interessante. Qua c'è Sebastiano, ragazzi, che... Vettel il 15°. Crisi paurosa. Veramente crisi nera per Sebastiano. C'è qua Grosjean 16°. Rosberg giro record 1.53 e 349. Grandissimo Nicolino. Ok, l'ultimo chiaramente è Pastor Maldonado 21°. Guarda che trenino che c'è qua ragazzi, è qualcosa di spettacolare.
Attenzione Grosjean, forse vuole tentare qualcosa, ma c'è anche la Force India contro la Sauber. Attenzione, ancora testa coda. E niente, ce lo siamo persi purtroppo, anzi forse era probabilmente un incidente di poco conto. Non è facile beccare, ragazzi, lo sapete. Però con la pioggia e testa coda, ragazzi, sono veramente uno dietro l'altro. Raikkonen sempre al nono posto. Kvyat quinto, comunque è probabilmente il testa coda. Rosberg, Ricciardo, testa coda di Ricciardo. Testa coda di Daniel Ricciardo. E che Raikkonen si sta piano piano avvicinando a Massa, probabilmente c'è stato un contatto tra la Williams di Raikkonen e la Williams di Massa e la Red Bull di Ricciardo, quindi Raikkonen è un po' più vicino, però è chiaro che è dura, ragazzi, è molto molto dura in questo secondo appuntamento mondiale. Qua c'è un bel duello tra Pippo Massa e Ricciardo. Attenzione intanto Bottas su Button, eccolo qua. Giro record, comunque non ho visto di chi, porca mignottona. Vediamo qua il duello tra Button e Bottas. Giro record di Rosberg 1.53 e 243. Attenzione, Bottas ci prova, ragazzi, Bottas ci prova. Attenzione Bottas, vai Bottas, Valtteri Bottas. Attenzione a Bottas, vuole il sorpasso, madonna le Williams scatenate. Bottas. Niente da fare, non ce la fa Bottas. Comunque la pioggia continua a martellare. Qua il nostro Kimi purtroppo è sempre indietro. Comunque Chilton 13esimo, incredibile ragazzi. Max Chilton forever. Con un altro sorpasso. Il Grosjean su Gutierrez. Guardate il casino che c'è qua, il casino che c'è qua è scandaloso. Hamilton sta tentando il recupero, ma sarà durissima. Fa una fatica proprio Hamilton, inizio pazzesco, cioè non ho parole per descrivere l'inizio di Gigione. Ancora intanto. Errore di Massa, nono Massa, errore di Pippo, testa coda anche di Massa. Mamma mia quanti testa coda ragazzi, Raikkonen è ottavo. Testa coda di Pippo Massa, la pioggia sta veramente massacrando i piloti, li sta proprio massacrando, c'è già 6 o 7 testa coda. Raikkonen guardare una posizione manco male. Adesso qua Raikkonen prova su Ricciardo, però sta Ferrari, c'è la Ferrari di Alonso è perfetta, quella di Raikkonen ha problemi. Che due maroni. Giro record di Kvyat, giro record di Rosberg, 1.53-118. Attenzione Bottas qua. Bottas, Button. Bottas ce l'ha fatta stavolta, Valtteri ce l'ha fatta. Grande Bottas che si trova in terza posizione, Williams scatenate. Ragazzi, il leader della gara è Fernando Alonso. Fuga per Alfonso in questo momento, La pioggia continua, veramente pioggia devastante. Cioè, in certi punti piove un po' meno, però. Raikkonen, un secondo e qualcosa. L'è dura. Massa più indietro. Poi via tutti gli altri. Ma Chilton ragazzi, che gara di Chilton fino a questo momento. Ma la crisi di Vettel è incredibile. Ma Maldonado sta andando veramente bene, mi sta piacendo Maldonado, bella gara. Adesso le posizioni si sono delineate, chiaramente siamo al nono giro, siamo nel corso del nono giro. Vediamo il povero Gigione ragazzi, il povero Gigione, 17esimo.
Deve fare veramente una rimonta spaventosa. Tanto di là c'è un sorpasso. Eccolo qua, grandissimo. Perez su Bianchi. Anche Perez tocca le Force India comunque indietro. Giro record di Chiat 1.53.002. Qua John Hamilton nelle retrovie, 17° posto per colpa di un testacoda beffardo. Attenzione, ancora testacoda. Ce lo siamo persi su testacoda. Ce ne sono talmente tanti, ragazzi. Raikkonen sempre ottavo, Ricciardo settimo. No, però nessuno ha perso posizioni, quindi probabilmente una cosa di poco conto. Rosberg, Kvyat, Button, Bottas, Magnussen e Alonso. Ok, tutto tranquillo. Ragazzi, vedete, sta gara è pazzesca, una gara incredibile, c'è un errore dopo l'altro. Ho cercato di fare il possibile con la regia e andare il più veloce possibile, ma è veramente, veramente dura, eh. Lei è durissima, purtroppo. Ok, allora, vediamo un po' cosa succede qua. Raikkonen è sempre ottavo, ha perso un po' di terreno, però il Kimi. Niente da fare. Niente da fare. L'unico ritiro è sempre Ericsson, ragazzi. Siamo nel corso del 10° giro, Alfonso è sempre in testa al Gran Premio della Malesia. Pioggia scandalosa, comunque veramente un diluvio. Da sottolineare la prestazione mostruosa di Chilton. Vettel sempre indietro. Giro record di Kvyat 1.53.001. Ma Kvyat sta volando, che... Cioè, pazzesco. Scandaloso, c'è veramente Toro Rosso, ma con la pioggia comunque, attenzione ancora. Attenzione, testa coda. Ma porca puttana. Ah, no, proprio ritiro, ragazzi, ecco perché non trovo ritiro. No, ritiro dell'innominabile, le ho portato sfiga, quanto mi dispiace. Non ci credo, ritiro per Kvyat della Toro Rosso. Niente, ragazzi, la macchina non c'è. Secondo ritiro, ragazzi. Adesso vediamo qual è successo, sono proprio curioso. Ma secondo ritiro. Quanta sfiga ho portato a sto ragazzotto. Oddio. È andato il duello tra i morti. No, forse ritorna. Pazzesco, ce l'ha fatta. Non è ritiro, ma la gara è compromessa. Incredibile, testa a coda, ma peccato la sabbia, è riuscito a liberarsi. No. 20°, pazzesco, ragazzi. Pazzesco, però ormai la sua gara è completamente compromessa. Attenzione, ancora casino, ce l'ha... Altro testa a coda, ragazzi, stavolta è Perez. Ma anche lui ce la fa. No, veramente gara spettacolare, ragazzi, gara spettacolare. Un testa a coda dopo l'altro. Eccolo qua Alfonso, il leader. Giro record di Bottas 1.52.881. Attenzione Kimi. 7° posto per Kimi, però chiaramente Massa è vicinissimo, sì. Massa purtroppo ce n'è di più la Williams di Raikkonen rispetto alla Ferrari di Raikkonen. Occhio, ti prego Kimi, tieni duro, però il sorpasso è questione di tempo, ho paura purtroppo. Ai ai ai. Pippo c'è, ragazzi, Pippo c'è purtroppo. Dai Raikkonen, tieni duro, vecchio mio. Raikkonen su Massa, bellissima sfida, ragazzi.
l'ex della Ferrari, che ha vinto la prima gara a Melbourne, gara incredibile, dominata nel primo giro, un po' come Alonso adesso. Questo è un duello che mi sta un po' sulle balle, perché stiamo rischiando di perdere la posizione. Siamo al camera car sulla Williams di Pippo Massa. Dai, un bel testacoda di Massa, va fuori dai coglioni. Ocio. Questo purtroppo è un duello che ci riguarda da vicinissimo. Massa ne ha di più, non c'è poco da fare. Massa ne ha di più purtroppo. Ma quanti testacoda, oh, pazzesco, cioè ragazzi, veramente una cosa spaventosa. Giro record di Alfonso 1.52.866 e anche meno benzina Raikkonen. Vabbè. Occhio. Attenzione Pippo prende la scia. Pippo prova all'esterno. Raikkonen chiude ancora. Messo questo ritirino è brutta, Attenzione Massa, c'è il sorpasso. C'è il sorpasso ragazzi, c'è il sorpasso. Eccolo qua. All'interno Pippo. E Pippo purtroppo supera il buon Raikkonen. La Ferrari non ne ha. La Ferrari purtroppo non ne ha. Complimenti a Massa, anche lui ha fatto un errore ma sta recuperando, ragazzi. La Williams è scatenata. Raikkonen ottavo, c'è Hülkenberg adesso. Kobayashi decimo, prestazione sublime del Koba. Verne undicesimo, Chilton dodicesimo, anche lui gara mostruosa. Attenzione qua, duello con Sutil. E tiene duro Chilton ragazzi, anche Hamilton sta recuperando, 14esimo Hamilton da penultimo. Paga l'errore che ha fatto all'inizio. Attenzione qua, il duello ancora Sutil. Mamma che pazzo Sutil! Un pazzo Sutil, cosa ha rischiato Sutil? Mamma mia Sutil ragazzi. The crazy for Sutil. Proprio in inglese puro, sempre più puro questo inglese. Tante testacoda ma state anche fortunati a riprendere, soprattutto Chiat, perché ormai era fuori sulla sabbia, invece è riuscito a venirne fuori molto molto bene. Giro record di Alfonso 1.52.378. Qua non piove ragazzi, la pista si è asciugata, cosa fa Gigi? Che schifo Gigi. Gigi butta fuori Sutil, pazzesco, pazzesco. Sta facendo una gara impeccabile per il momento, non sta sbagliando niente, adesso vedi incidente. Vabbè, prima con Chiat è stato clamoroso, cioè pazzesco. Comunque ragazzi non piove più secondo me, visto che mancano comunque ancora parecchi giri. Ci può essere anche un cambio gomme, se attenzione. E anche no ragazzi è incredibile, anche Jules Bianchi testa coda, ma anche lui recupera ragazzi. Sono tutti fortunati, Ecco Alfonso, ecco Alfonso. Attenzione Alfonso! Mamma mia, stava sbagliando ragazzi. Alfonso ai box. Anche Magnussen, i primi due ai box, pazzesco. Eccolo qua il pit. No, sono coglione. Eccolo qua. Buono, perfetto. Ancora gomme da bagnato. Okay, no pressure. Just prepare yourself for the first gear. Go now. First gear. Ok, Alonso riprende. Non perde nessuna posizione chiaramente. Alonso rientra in pista ragazzi. E siamo al 16esimo giro. Giro record di Massa 1.51.930. Massa vuole spingere. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.